Qualcuno l'avrebbe forse notato seduto in aula, in ultima fila, molti altri no. Qualcun altro magari avrebbe posato lo sguardo su quel ragazzo che sfogliava il libro di diritto pubblico, o di diritto privato, o di diritto commerciale, come si sfoglia il giornale per arrivare all'oroscopo o alle notizie sportive. E nessuno avrebbe invece visto quei foglietti in cui Livio appuntava i suoi paesaggi interiori, minuziosi resoconti tutti irreali, pensieri e dialoghi mai avvenuti, luoghi dell'immaginazione in cui far agire, vivere e parlare gli attori di quella vita universitaria che gli sta scorrendo accanto. Nessuno lo vede, ma lui vede tutti, e tutti quelli che lui vede, il bibliotecario, il tizio che fa le pulizie, il professore, l'assistente, il collega, diventano protagonisti di fatti mai successi, di racconti da confezionare per sua madre e suo padre, ma anche per Alessia e per chiunque, ancora, gli chieda semplicemente: come stai? Maurizio Amendola ha letto un brano dal suo primo romanzo, si intitola Il laureando. Sono Silvia Nuccini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Il laureando è Livio Majorano, un ragazzo di Crotone, studente fuori sede a Pisa. Livio studia giurisprudenza, come tutti si aspettavano, perché è figlio di un notaio e lo studio di famiglia lo attende. Nella vita di Majorano c'è una voragine ed è la morte per incidente di Vania, la figlia maggiore, la sorella di Livio. Con questa morte sembra che nessuno abbia fatto davvero i conti. Questo dolore, le aspettative familiari, l'anaffettività dei genitori hanno fatto di Livio un ragazzo strano, sfuggente. Soprattutto un ragazzo che mente a tutti, perché il laureando dalla laurea è molto lontano, ha dato solo 3 esami e nessuno lo sa. Maurizio, la cronaca di tanto in tanto ci racconta storie come quella di Livio. Di solito lo fa perché vanno a finire male. Tu sei partito da un trafiletto sul giornale o da qualcosa di più vicino? Sono partito da una miriade di trafiletti sul giornale, di articoli, di volte in cui ho letto una notizia che riguardava una storia del genere. E hai detto bene, alle cronache arrivano soprattutto le storie finite male. Io sono andato naturalmente a provare a mettermi nella testa di chi poi arriva a una soluzione così finale e crudele, ma anche chi no, ovvero in quelle storie potenzialmente, insomma, che possiamo definire finite bene. Quelle storie come una ragazza di cui ho letto che ha invitato amici e parenti, si è presentata alla sessione di laurea e non c'era nella lista, ha protestato, arrabbiatissima, e poi invece non ha assolutamente discusso nessuna laurea e nonostante questo ha festeggiato. E da questa storia ho rubato un piccolo dettaglio, ovvero che aveva scritto una tesi, cioè un professore ci era cascato rispetto a questa bugia. Ecco, da una parte sono andato a mettermi nella testa di chi davvero non vede nient'altro che un baratro, ma anche chi invece da questa menzogna diventa quasi dipendente, sai, fino ad andare oltre, fino ad arrivare alla possibilità di far arrivare la famiglia e gli amici alla verità, perché forse quella è l'unica maniera. La cosa sconvolgente di queste storie è che tu questa sensazione la riesci a rendere molto bene con la tua scrittura. È la prigione che il silenzio e le bugie costruiscono intorno a Livio. Si ha sempre la sensazione che se riuscisse a parlarne anche con solamente una persona sarebbe salvo. Perché è così? Perché alla fine tutti i personaggi che io ho cercato di costruire intorno a lui sono tutte persone che hanno un'idea, hanno una versione di lui come figlio, di lui come migliore amico, di lui come amante, ma nessuno di loro riesce davvero ad aprire quel varco, pur essendo la possibilità, tutti loro, la possibilità di una salvezza per lui. Ma lui non ce la fa perché nessuno può capire davvero che cosa sta passando. E forse fino a quando le cose non si dicono ad alta voce, no? Fino a quando non si chiamano col loro nome, così come fa quel professore universitario a cui lui chiede di poter scrivere una tesi. Ecco, quando questo dolore non viene chiamato per nome, tutto rimane dentro e nonostante tutto l'affetto, l'amore che dei cari possano provare per te
in una maniera o nell'altra. Certe cose probabilmente non riusciamo mai a scoprirle, queste cose secondo me si possono riflettere nella finzione ma anche nella vita. Tra le persone che stanno accanto a Livio ce n'è una che è Alessia, che è una sua amica d'infanzia ed è stata molto importante nella sua vita, soprattutto rispetto al suo dolore per la perdita della sorella. Condividono l'appartamento a Pisa e Alessia forse ha dei dubbi su Livio, ma non ha mai veramente il coraggio di affrontarlo, di metterlo alle strette su questa cosa. Perché? Perché anche lei vive la sua guerra personale, perché anche lei vive una situazione estremamente simile a quella di Livio rispetto alle aspettative dei genitori, ma lei fa la sua vita una traiettoria completamente diversa, lei ci passa attraverso in tutti i possibili cambiamenti nel vivere la vita universitaria così come fondamentalmente va vissuta insieme a una comunità di studenti, un universo, lei ci passa attraverso. Ma proprio passando attraverso e cambiando diverse volte non riesce ad accorgersi di questo suo migliore amico che potenzialmente non è mai cambiato, non cambia mai, non vive un personale cambiamento che lo porta a diventare davvero potenzialmente adulto, quindi a compiere degli errori, a fare delle sciocchezze che potremmo fare da studenti o studentesse universitari. Lei vive la sua guerra personale e anche la sua guerra personale le impedisce, pur vivendo una vita parallela a quella di Livio, di capire davvero che cosa sta passando, perché in fondo da queste storie io mi sono sempre detto, quando queste cose accadono, nessuno, anche la persona più vicina a te, non si accorge di nulla. E quindi questa vita parallela secondo me doveva andare così, doveva andare in questa direzione, senza accorgersi anche lei di nulla. Come non si accorge di nulla Cecilia, che a un certo punto compare nella vita di Livio ed è l'amore, una forma d'amore perlomeno. E lei è la possibilità più concreta di salvezza, eppure non succede nulla. No, perché io credo che quando si vive una personale forma di depressione ci si dimentica anche come si ama. E Livio fino a quando non incontra Cecilia ha un po' dimenticato che cos'è l'amore, insomma. Lo ha dimenticato nella forma in cui non è più capace, sente di non essere capace di amare, però poi questo incontro, questa persona che gli fa capire che si possono parlare altre lingue, si può guardare verso paesi lontani, si può vivere anche una vita in maniera differente. Ecco, provare a vivere questo contrasto è un'altra maniera, un'altra possibilità di salvezza per Livio, sì. Però Cecilia per me rappresenta quella forma di salvezza nel momento in cui lei vive una vita completamente diversa da quella di Livio, con altre abitudini, altro tipo di famiglia, figlia di viaggiatori, abituata a parlare più lingue, proprio la possibilità di poter vivere 10, 100 e 1000 altre vite che non sono solamente quella che sta vivendo in quel momento. Eppure Cecilia è capace di godersi il qui e ora, quella capacità che Livio non sente, non ha, è quella capacità anche di amare liberamente che Livio non sente come io credo quelle persone che vivono una certa forma di depressione, dove anche solamente dare una carezza o riceverla in un certo modo, potersi scoprire liberamente con le parole, con il corpo, diventa una montagna da scalare. Cecilia apre questo varco, però, appunto, come vale la stessa cosa come per Alessia. Nessuno è in grado di scalfire questa dipendenza dalla menzogna, perché i muri della stanza dentro cui Livio si nasconde sono troppo spessi. Il libro inizia con un sogno di Livio e poi ce ne sono altri tra le pagine. Perché sono importanti i suoi sogni? Sono importanti perché per me, almeno, sono stati importanti per me provare a scriverne, a raccontarli, perché lui cresce e vive, soprattutto sin da bambino, perdendosi nell'immaginazione, ed è anche nell'immaginazione che lui trova le sue verità. Nei sogni lui prova a rivedere o a vivere determinati momenti in cui le cose sono in grado di
di potersi dire ad alta voce, un momento con la famiglia, rivedere sua sorella, o anche da solo sulla collina d'argilla, che è la rappresentazione, diciamo, la cartolina di Crotone, o come Pitagora, che era un mago e si diceva, vedesse nel futuro il suo futuro nello specchio. Ecco, magari proprio all'inizio del libro io ho provato a fare un piccolo tentativo, provare a portare Livio in un sogno a poter vedere il suo futuro e a immaginarlo, e probabilmente in questo sogno lui può avere preso una decisione, vede la sua decisione diventare quasi realtà. Nel tuo romanzo racconti delle aspettative familiari che soffocano Livio, questa famiglia è tremenda tra l'altro, ma anche di qualcosa che va al di là della famiglia e che riguarda la pressione sociale e i riti di Crotone, che è la città di Livio ma anche la tua città. Hai qualcosa da recriminare o anche semplicemente da dire ai tuoi concittadini? No, non ho niente da recriminare. Io ho provato a usare un punto di vista che ho sempre osservato da vicino, che è il punto di vista di una borghesia meridionale che, nonostante tutta una serie di problemi che la terra da cui provengo ha, tende a non cambiare mai, tende ad abituarsi a non prendere mai posizione, anche a, come dire, stare perennemente al di sopra delle parti, proprio come fa un notaio. Io non ho niente da recriminare, anzi, soprattutto io spingo e stimo e abbraccio tutte quelle persone che hanno magari la mia età e ritornano a Crotone per poter inventarsi qualcosa, e li stimo tantissimo, creano qualcosa dal nulla e rendono la cittadina ancora più ricca. Io l'unica cosa che vorrei spingere a fare, l'unica cosa che vorrei ricordare a chi proviene dalla mia città è che esiste un futuro, ed è al futuro che bisogna sempre pensare, e a non abituarsi, a non pensare che esiste un mare bellissimo, esistono dei luoghi meravigliosi. I luoghi meravigliosi sono sempre qui da millenni. Vanno fatte delle cose importanti affinché si possa guardare al futuro e quindi alle generazioni future che abiteranno il sud. Ma questo vale per Crotone, per me, come qualunque angolo del meridione. Fino a pochissimo tempo fa il tema del benessere psicologico degli studenti non è stato semplicemente un tema, ovvero nessuno si è mai occupato del carico mentale dei ragazzi, della narrazione tossica che viene fatta sui percorsi di laurea, della frustrazione che provocano i fallimenti. Immagino che tu abbia scritto il laureando anche pensando a questo. Quindi ti faccio l'obiezione che fanno quelli della mia generazione. Abbiamo studiato, abbiamo fallito o abbiamo avuto successo, senza che nessuno si preoccupasse di come stavamo. Non è forse un artificio pensare di eliminare tutto ciò che provoca dolore e fatica, visto che poi la vita ne è piena di dolori e di fatiche? Sono completamente d'accordo con te. Io penso che non bisogna proteggersi da eventuali dolori o da eventuali fatiche. Io credo che il tema sia uscito fuori negli ultimi tempi proprio perché viene spinto in modo chiaro ed esemplare chi ha un enorme successo o chi vive delle grandi sconfitte. E non c'è mai, come dire, la sfumatura, non c'è mai quell'invito al poter vivere passo per passo un proprio percorso personale, a indicare una via nel proprio percorso personale per un ragazzo, per dirgli: guarda, tu hai delle precise possibilità, tu sei una persona che sta vivendo una vita e un percorso ben definito, vivilo e coltivalo e guarda in una determinata direzione. Ma io credo che non bisogna assolutamente proteggere dai dolori chi sta crescendo, perché anche attraverso questo poi ci si affaccia alla vita adulta, io credo. Abbiamo dato voce al laureando di Maurizio Amendola, 66 and Second editore. Voce ai libri è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini, la cura editoriale di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.
La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. I fonici di studio sono Luca Possi e Lucrezia Marcelli. Il producer è Alex Peverengo.